è un libro che ricostruisce uno degli ultimi fatti di guerra avvenuto nella bassa pianura trevigiana tra Canizzano, Breganziol e Zero Branco. Il 25 aprile del 1945 una ventina di brigate nere uscirono da Treviso a perlustrare il territorio nei dintorni di Via Malediste, perché avevano ricevuto da una spia del posto la notizia che un gruppo di partigiani si era riunito in una casa di contadini. Erano effettivamente alcuni componenti della brigata Oreste Licori Negrin, che si stava preparando all'insurrezione finale. Le brigate nere li sorpresero nella casa della famiglia Galiazzo a San Bughet. I partigiani scapparono nei campi, ma i fascisti riuscirono a catturarne due. Adolfo Ortolan, detto Dolfino, studente sedicenne, proveniente da una famiglia di estrazione contadina di Marcon, e suo zio Ettore Ortolan, che aveva 34 anni e faceva il manovale alla Vetrocoche di Porte Marghera. Si erano nascosti in un fosso. Prima fu trovato Dolfino, che venne preso a bastonate sulle spalle e sulle braccia. Mentre urlava, uscì dal fosso suo zio Ettore, che ebbe la stessa sorte. Entrambi furono uccisi a colpi di bastone, percossi ripetutamente sul busto, evitando la testa per far durare di più a lungo il supplizio, fino a spaccargli le ossa delle braccia e della schiena. Nella casa dei Galiazzo era rifugiato anche un sottufficiale napoletano, Carmine Gargiulo, sbandato dopo l'8 settembre e rimasto nascosto, renitente ai bandi di arruolamento della Repubblica Sociale Italiana. Aveva 30 anni, le brigate nere lo portarono fuori e gli spararono a bruciapelo, poi diedero fuoco alla casa. Andando se ne trascinarono con sé il figlio dei Galiazzo, Antonio, 30 anni, e si diressero verso Zero Branco. Lungo la strada trovarono un ragazzo sull'orto di casa, Antonio Bragato, e anche lui fu prelevato. Poi le brigate nere si fermarono presso un'abitazione contadina e ordinarono alle donne di preparare una grande pasta asciutta. Mangiarono e fecero mangiare anche i due prigionieri, avendo premura di dir loro che quello sarebbe stato il loro ultimo pasto. Poi li portarono lungo un fosso e li uccisero con 2 raffiche di mitra. Alla fine della giornata del 25 aprile 1945 tornarono a Treviso al Collegio Pio X, dove avevano il loro quartier generale, portandosi dietro la rifurtiva sottratta alla casa dei Galiazzo. Ecco, questi sono in sintesi estrema i fatti accaduti il 25 aprile qui vicino, nei pressi di Via Malediste. Questa fu l'ultima azione antipartigiana svolta dalla 20ª Brigata Nera Cavallin di Treviso. La guerra era pressoché già finita. Quel giorno Milano insorgeva, 25 aprile. 2 giorni dopo si sarebbe liberata anche la città di Treviso e i componenti della Brigata Nera avrebbero cercato vie di fuga individuali sperando di scampare alla giustizia e alla vendetta dei partigiani e degli anglo-americani. Fino al 28 aprile i cadaveri dei 5 uccisi rimasero per terra, esposti alla pioggia. Questo apre alla riflessione su come i partigiani venissero visti dalla popolazione locale. È un argomento complesso che non consente di dare una risposta secca e univoca, perché i comportamenti furono diversi, dal sostegno alla paura, alla diffidenza, alla delazione. Ma è un tema sul quale comunque questa ricerca di Camillo Pavan si interroga e porta alcuni elementi nuovi. E poi Camillo, se vorrà, potrà svilupparli. Ecco, dopo aver richiamato sommariamente gli avvenimenti, mi preme mettere in luce il metodo che Pavan ha seguito per svolgere la sua ricerca. Siamo di fronte a un lavoro storiografico esemplare. Non è facile, dopo oltre 70 anni, arrivare a una ricostruzione così dettagliata di eventi che furono certo tragici, ma che ebbero rilevanza soprattutto locale, e sui quali le fonti dirette, cioè i documenti coevi, i documenti del tempo che ne recano traccia, sono molto poche. Pavan ha utilizzato tutte le fonti che aveva a disposizione,
ha compiuto una ricognizione pressoché completa dei documenti ufficiali, i registri dei morti, dei comuni e delle parrocchie, le relazioni giornaliere delle attività svolte dalla Brigata Nera, i diari storici delle formazioni partigiane scritti a guerra conclusa, le relazioni dei parroci, gli atti dei processi della Corte d'Assise straordinaria, le schede autobiografiche compilate dai partigiani del dopoguerra per iscriversi all'ANPI. Ha incrociato tra loro questi documenti, che in diversi casi non collimavano, per verificarne la precisione e l'attendibilità. E inoltre, e soprattutto, ha valorizzato le fonti orali, cioè le testimonianze raccolte oggi, nel 2015, tra gli abitanti della zona dell'eccidio e quelli dei paesi di provenienza dei caduti. Faccio presente che Camillo Pavan è uno dei più esperti storici orali italiani. Ha cominciato a utilizzare questa metodologia di ricerca nei primi anni '80 e ora detiene uno dei più ricchi archivi di ricerca a livello nazionale, senz'altro la più ampia raccolta di fonti orali relative alla Prima Guerra Mondiale presente in Italia. Ha fatto tutto questo lavoro da solo, senza nessun finanziamento, senza nessuna copertura, senza nessun rimborso spese. Pavan conosce benissimo il mestiere. È venuto l'anno scorso a fare una lezione all'università agli studenti di storia orale. Conosce insomma per pluridecennale esperienza le potenzialità e le insidie delle testimonianze. In questo saggio ho offerto un buon esempio di come le fonti orali possano essere utilizzate per una ricerca storica. Perdonate se mi soffermo su questi aspetti apparentemente tecnici, fanno parte del mio mestiere, mi sembra giusto riconoscere questa cura, questa perizia nel lavoro di Camillo Pavan, anche perché ha toccato un argomento sensibile per tanti aspetti. Sono passati 70 anni, ma la memoria di quei fatti è viva tra noi e vicino a noi, e questo libro ha anche suscitato delle reazioni non del tutto positive. Per questo ci tengo a ribadire, a sottolineare, evidenziare la perizia che ne rende un testo dal mio punto di vista inattaccabile. E richiamo qui quindi alcuni aspetti del suo metodo di lavoro con le testimonianze orali. I testimoni compaiono sempre con nome e cognome e con alcune informazioni biografiche che aiutano il lettore a valutarne la pertinenza. In alcuni casi compaiono anche con la propria fotografia, ci mettono la faccia. Le testimonianze sono sempre state registrate. In nota alle trascrizioni delle interviste, Pavan riporta sempre in maniera univoca i riferimenti ai documenti sonori, indicando anche il punto preciso, il minutaggio, delle parti citate. Alcune di queste interviste sono anche state pubblicate nel suo canale YouTube e sono quindi accessibili e verificabili da chiunque. Ci sono anche altri libri, sapete, di storia della Resistenza, scritti magari qualche anno fa e scritti per denigrare la Resistenza, che si sono basati su fonti orali, dove noi non sappiamo chi sono i testimoni, non abbiamo accesso agli archivi orali raccolti, penso in particolare ai libri di Serena. Camillo Pavan utilizza la stessa metodologia in maniera corretta, trasparente. Pavan utilizza sia testimonianze di prima mano, cioè di testimoni autoptici presenti al momento degli avvenimenti, sia quelle indirette di chi parla per aver sentito racconti di testimoni diretti, spesso i familiari, che ora non ci sono più, ma ha sempre cura di distinguere le une dalle altre. Riporta tutte le versioni relative a uno stesso fatto, anche quelle divergenti. Le mette a confronto tra loro e in relazione alle fonti diverse per avvicinarsi alla versione più attendibile, per provare a spiegare le ragioni che stanno alla base delle varianti. Succede sempre così con le testimonianze orali, non ce n'è mai una uguale a un'altra, è normale che sia così. Per interpretarle al meglio bisogna incrociarle, cercare di capire perché ci sono queste differenze. Opera, cioè,
Camillo Pavan, una serrata critica delle fonti utilizzando il metodo filologico, cioè lo stesso metodo con cui si studia la storia di un manoscritto o di un testo letterario. Però rispetto a chi lavora con i testi scritti depositati nelle biblioteche, Pavan ha il vantaggio di poter tornare da un suo testimone se si accorge di non aver capito bene qualcosa e di potergli fare altre domande più precise. Con alcuni dei suoi testimoni ha anche esplorato il teatro della vicenda. Ha quindi fatto lavoro di gambe sul terreno, non solo lavoro da tavolino. Ha individuato i luoghi precisi, ha fatto fotografie, misurato distanze, costruito mappe. Le testimonianze orali non ci sarebbero state se Camillo Pavan non le avesse cercate, sollecitate e registrate. Non tutti i ricercatori sarebbero riusciti a entrare in relazione con i testimoni, che invece a Camillo hanno rilasciato la loro versione dei fatti. Lo hanno fatto perché si sono fidati di lui e perché in lui hanno trovato un interlocutore consentaneo al loro modo di pensare e di parlare. Questo dato la capacità di entrare in relazione con le persone, di conquistare la loro fiducia, di trasformare degli estranei in testimoni di ciò che hanno visto, sentito, ascoltato. Non è di tutti. Camillo ha questa dote. E questo difatti rappresenta un valore aggiunto su cui varrebbe la pena di riflettere di più per apprezzare meglio la ricerca. Io non sarei riuscito a fare una ricerca come questa. E vi si apprezza in questa ricerca, per esempio, il livello di dettaglio con cui Pavan è stato in grado di interloquire con i suoi testimoni. Questa di Via Maleviste è una storia di campagna e la ricerca è stata condotta propriamente sul campo, sul territorio. Per poterla condurre e per capirla a fondo, per verificare lo stesso grado di attendibilità dei ricordi dei testimoni, è necessario saper distinguere le piante e le loro denominazioni locali. Per esempio sapere la differenza tra canee e canne vere, canne palustri, canne di bambù e canne di sambuco. Se non necessario, è molto utile conoscere il modo di coltivare la campagna, sapere che cos'era una piantarea, come si coltivavano i fagioli montagnoi tra le piantine di grano turco, a che livello arrivava l'acqua nei fossi e il modo in cui gli argini venivano puliti. Sapere che un paio di vide di acero e acacia poteva essere facilmente trovato in quei luoghi ed essere utilizzato per bastonare a morte una persona. Mi sono soffermato sul metodo della ricerca non solo perché ne sono ammirato, ma anche per dar conto della fatica che Pavan ha fatto a ricostruire in maniera credibile una vicenda sulla quale c'erano sì poche fonti scritte coeve, ma c'erano anche moltissimi racconti fioriti successivamente agli eventi, che dagli eventi, questi racconti si discostavano in maniera rilevante. Qui introduco rapidamente un secondo tema di cui il libro tratta, le distorsioni con cui da un certo momento in poi la vicenda è stata pubblicamente tramandata, raccontata e solennizzata. Dal 1965 ai giorni nostri la narrazione ufficiale degli eventi ha inserito nel racconto dei fatti degli elementi non veri, introdotti per rendere la storia pedagogica, istruttiva, magniloquente, utile politicamente e più corrispondente a un'idea eroica e canonica della Resistenza. La narrazione ufficiale, che rimbalza da numerosi opuscoli e libri fino all'attuale sito dell'ANPI nazionale, e nel libro di Pavan c'è un'ampia selezione di questi testi, ecco. La narrazione ufficiale introduce questi tre elementi che oggi chiameremmo fake, bufale, falsi, contraffatti, alterati. Quali sono questi tre elementi? Il fatto di assimilare tutti e 5 i caduti a dei partigiani combattenti, mentre sappiamo che solo i 2 Ortolan lo erano, perché invece Gargiulo era un soldato sbandato e Bragato e Galeazzo erano civili in età di leva che avevano rifiutato di arruolarsi nella Repubblica Sociale Italiana. Secondo elemento di distorsione: aver parlato di una strenua e prolungata resistenza armata da parte dei partigiani nei confronti degli assalitori.
mentre sappiamo che i primi partigiani furono colti di sorpresa e cercarono di salvarsi scappando tra i campi. E poi questa narrazione ufficiale, che compare in tantissimi libri, non solo locali appunto, dice che all'azione parteciparono non solo i fascisti della Brigata Nera, ma anche i soldati dell'esercito tedesco e delle SS, facendone crescere il numero fino a migliaia di uomini. Un quarto elemento, quasi sicuramente falso, è il modo in cui alcuni partigiani si sarebbero salvati, nascondendosi sotto l'acqua dei fossi e respirando con delle cannucce. La ricerca di Pavan si occupa anche di comprendere le ragioni per cui queste distorsioni e manipolazioni della storia furono introdotte e di ricostruire le tappe attraverso le quali si vennero affermando. Le conclusioni cui arriva mi sembrano molto equilibrate e condivisibili. Hanno a che fare con motivazioni di ordine psicologico, quelle che probabilmente mossero Giacomo Ortolan, il padre di Dolfino, il fratello di Ettore, a proporre o ad avallare una ricostruzione che facesse ancor più risaltare il comportamento eroico dei suoi familiari. E anche con motivazioni però di ordine politico, che probabilmente furono alla base delle scelte già dei comandanti partigiani, che nell'immediato dopoguerra redassero i diari delle loro formazioni, e poi dei dirigenti comunisti e genericamente degli organizzatori della memoria resistenziale e dell'uso pubblico della storia della resistenza in ambito locale e nazionale, per i quali appunto la storia della resistenza aveva un valore politico, morale, pedagogico così importante che poteva fare aggio sul rispetto della filologia e della veridicità dei fatti così come erano accaduti. Questo libro è arrivato all'Istresco praticamente già fatto. Come già fatto era il libro precedente di Camillo, pubblicato nel 2015 e dedicato ai 9 partigiani uccisi a Quinto nell'ultimo giorno di guerra. Anche questo, in alcune copie, è lì dietro per chi volesse prenderlo. Camillo è un ricercatore indipendente, scrittore, editore e blogger, geloso della propria autonomia. E tra l'altro in autonomia sta facendo un lavoro straordinario e certosino sui caduti partigiani del comune di Treviso e anima un blog ricchissimo di informazioni e documenti sulla resistenza a Treviso. Ricercatore indipendente, geloso e orgoglioso della propria autonomia, ma anche socio dell'Istresco. E a noi è parso doveroso chiedergli di pubblicare questa ricerca, come quella precedente, nella nostra collana Promemoria, perché la prima ragione sociale dell'istituto è studiare la storia della resistenza nel trevigiano e tramandarne la memoria e i valori. Ci è parso doveroso anche perché il libro documenta quanto cieca, disperata e fine a se stessa fu la violenza della Brigata Nera nei confronti sia dei partigiani che della popolazione civile. E perché racconta la vicenda dell'uccisione di Dolfino Ortolan e dei suoi 4 compagni di sventura in maniera convincente e credibile, finalmente liberando una storia tragica e straziante dalle incrostazioni della retorica che in qualche modo l'avevano imprigionata e deformata. E allo stesso tempo essendo capace di spiegare e comprendere anche le distorsioni introdotte dalla memoria e dalla propaganda, e quindi di fare storia della memoria. In un caso come questo l'esigenza di veridicità non è solo per noi l'unico dogma irrinunciabile che abbiamo in quanto storici. Per noi l'esigenza della veridicità è una sorta di giuramento di Ippocrate, no? I medici hanno il giuramento di Ippocrate. Noi abbiamo quest'altra cosa che lega tutti coloro che si dichiarano seguaci di Clio, la musa della storia, e che ci impone la scelta deontologica di non imbrogliare, di non manomettere le fonti, di mettersi alla ricerca della verità. Non la raggiungiamo mai, ma alla ricerca ci mettiamo. E la verità quale che sia. Ecco, non è solo l'esigenza della veridicità, ma la scelta, la decisione, la proposta a Camillo di pubblicare il libro ci è parso anche un servizio doveroso, un omaggio doveroso che abbiamo fatto alla memoria di Dolfino, di Ettore, di Carmine, di Antonio, di Marco, alla loro umanità di vittime della violenza fascista, ognuno di essi per ragioni diverse.
ma tutte meritevoli di essere ricordate e raccontate per quello che sono effettivamente state. Grazie. Adesso viene il bello, che tocca parlare a me dopo.